con gioia, direi anche con molta commozione, che celebriamo questo matrimonio finalmente. Facciamo affidandoci alla grazia di Dio, facciamo chiedendogli umilmente perdono di i nostri peccati. E per fare ciò facciamo memoria del nostro battesimo, perché è nel battesimo che noi siamo divenuti figli di Dio. Oggi Salvatore e Nunzia, come figli di Dio, si donano l'un l'altro per tutta la vita. Restiamo in piedi. Ad ogni vocazione ripetiamo